importante quello che possediamo dentro, farlo in modo, no in modo, con amore. Secondo me è arte. È Tutto, importante fare una cosa fatta col cuore. questa mostra Esodo, Sì. perché Esodo? Quando ha sentito dire allora facciamo una mostra sull'Esodo. No, Esodo veramente diciamo un tema così sensibile, perché se guardiamo anche nel passato, i nostri nonni, i nostri bisnonni, in realtà siamo tutti dei immigrati su questa terra. E io penso che siamo solo dei passeggeri, no? Una piccola vacanza e poi si va nell'altro mondo. Però sicuramente perché noi adesso vediamo i paesi africani e quelli che sono più toccati attualmente. Il problema dell'Africa è abbiamo dei governanti che sono dei marionetti messi là e poi, insomma, sappiamo insomma, il problema dove. Ecco. Quante opere ha portato qui per la mostra? 10 opere più una scultura. Allora questa è una scultura che avevo realizzato penso circa 15 anni e per me la presenza della madre, la madre è la terra, la madre è una cosa fondamentale per la vita umana. Per me la donna come un pilastro fondamentale di una famiglia. Per cui insomma soggetto quello che come il tema è quello che, insomma, che sento attraverso la figura femminile. È verissimo. Vedo anche altre sue opere, ce le può illustrare? Sì, questo per me ho il titolo è La gioia. La gioia mi fa ricordare anche il Mediterraneo, no? Le villaggi, come vedendo dei personaggi da una collina all'altra, da un villaggio all'altro, perché effettivamente il tema delle migrazioni non soltanto uno deve attraversare il mare, ma anche nel paese stesso, perché se uno si sposta da qui a Milano è considerato immigrato. Allora, questo per me il tema è la gioia, no? Ma la gioia di un popolo, diciamo, che fa ricordare i tempi del passato, no? Come di villaggi ancora primitivi e poi come vediamo da una parte all'altra c'è uno spostamento, perché l'immigrazione è non soltanto uno deve andare in America, ma anche nel paese stesso. È costretto a immigrare dove riesce a trovare una vita migliore. Io sono una di quelle che appunto è emigrata dal suo paese e sono salita anch'io qui al Veneto, in Veneto. Ma infatti io penso anche su questo pianeta siamo di immigrati, perché noi viviamo quello che viviamo e dobbiamo lasciare il posto anche agli altri, per cui come le onde del mare, no? Arriva alla riva e muore e arriva un'altra onda, per cui siamo solo dei passeggeri, come dei vacanzieri per un periodo. E invece noi consideriamo che questa terra la possediamo per, non so, completare quello che desideriamo, dovevamo vivere in mille anni, e invece non è così. Ma La purtroppo vita non è così. è molto breve per tutti. Ecco. Quella è un'altra Questa, sua opera, vero? sì, anche questa è un'opera molto vicina a questa, però qui è più mediterraneo, più acqua, verdi. E poi, se lei nota, ci sono di varie figure che rappresentano anche l'immigrato, la tristezza dell'immigrato, il viaggio dell'immigrato. Lei ama molto questi colori freddi. Ma per dire la verità, io l'inverno dipingo con dei colori caldi e l'estate dipingo con dei colori freddi. Perché la sensazione di sentire il caldo, sentire questi terre, questi colori verdi, che come si dice, e anche sono dei colori rilassanti, no? Perché i colori freddi sono meno aggressivi di colori caldi. Mettono più calma. Sì, ok. Tra le opere che ha portato qui e per questa mostra, qual è quella alla quale è più legato, se ce n'è una? Ma sinceramente io non dipingo tanto, non produco tanto. Io quando sento dipingo, per cui li sento tutti, non posso fare differenza. Come avere 10 figli, come questi detti, no?
non possiamo dare o non dire questo è meglio di questo lo sento di più. Ci appartengono, perché escono dalla propria anima. A cosa sta lavorando ora, glielo posso chiedere? Attualmente? Sì. Ma attualmente sto lavorando su dei quadri grandissimi, però con delle forme geometriche, anche su dei colori un po' grigi, non sono dei colori violenti. È un periodo che è così, però dopo non so che cosa farò, perché è difficile calcolare, non ho uno più due uguale 3, è diverso. Dipende dello stato d'animo, dipende del momento, perché noi in realtà siamo come una spugna che assorbe il momento. È difficile, diciamo, il mese prossimo farò questo, dipingo questo o l'altro. È quello che noi sentiamo. Si ritorna sempre lì, al cuore. Al cuore, certo. Eh sì, perché se non c'è non possiamo fare arte. Arte non è il commercio, secondo me, ma anche quello che possediamo, anche per sensibilizzare l'umanità, perché è l'unica forma per avvicinare le popolazioni, le varie culture, a farle vivere insieme, senza guerra, senza violenza. Sono perfettamente d'accordo con lei. Allora non vediamo l'ora. Allora, prima di tutto questa mostra possiamo vederla dal 5 ottobre fino al 31 ottobre, fino alla fine del mese, se non mi sbaglio. 31. Sì, fino alla fine del mese e poi aspettiamo di vedere le sue prossime opere. Con grande piacere, mi farà sempre piacere. Grazie a Grazie. voi e alla prossima volta.